Ciao a tutti, oggi sono tornato come avete visto a Ponte Conseria per andare a finire un qualcosa che avevo lasciato in sospeso l'altra volta a Cima Nassere, una cima molto fotogenica che Cima Soccede, che è anche relativamente semplice da raggiungere. Vedete qui intanto il torrente a Ponte Conseria. Inizio a intravedere Malga Conseria. Anche Cima Nassere da qua adesso. Parte centrale del sentiero che a tratti diventa proprio un'autentica pista da pattinaggio. Eccomi arrivato a Malga Conseria. Guardate che panorama pazzesco verso la valle, il piano dei 7 comuni. Guardate che strato di ghiaccio superficiale, con l'acqua che scorre sotto, si sente il rumore, bellissimo. Ecco, siamo sul Cucuzzolo dei Morti, ricorderete il video di Cima Nassere. Intanto qualche schiarita. "20 minuti al passo 5 Croci". Per Cima Soccede bisogna arrivare al passo qui in alto e dopo girare a destra. Eccomi qua, un po' col fiato corto, arrivato al passo 5 Croci, 2018 metri. Mamma mia che panorama. Qui, ahimè, per poco non si riesce a vedere niente po' di meno che Sua Maestà dell'Agorai, Cima d'Asta, avvolta dalle nubi purtroppo. Vedete appunto passo 5 Croci. Adesso vi illustro un po' di indicazioni. Qui la strada a ritroso da dove sono arrivato. C'è con un avviso.
Guardate il cucuzzolo dei morti invece è qua giù. Dunque procediamo qui verso sud in direzione Cima Socede. Presumo che qui le indicazioni CAI mostreranno un po' appunto le indicazioni sulla tempistica. Sentiero delle memorie, infatti Cima Socede 30 minuti. Ultima rampa e poi saremo arrivati. Ultima salita, direi tosta come quelle per salire al Fravort, ma siamo arrivati. Andiamo sulla vetta massima. Allora qui abbiamo una rosa delle montagne. Può fare un breve giro. Sette comuni. Bellissimo. Guardate che panorama. Lì penso si intraveda niente po' di meno, ripeto, che Cima d'Asta, adesso appena la punta. Ecco qui della vetta, sono le 11:41 e sono arrivato anche prima del previsto, ma d'altronde sono solo 700 metri di dislivello, quindi ci si impiega anche poco. Andrò un attimo giù qui a guardare i resti delle fortificazioni della Grande Guerra, che metterò su un video a parte, che metterò appunto il mercoledì successivo al video lungo riguardo al Cima Socede. Questo video lo dedicherò per i panorami, diciamo, e il percorso in sé. Quello lo farò staccato per inquadrare appunto solo i resti di guerra.
bellissimo ragazzi, questo proprio non me l'aspettavo. Ho già deciso dove farò la mia pausa pranzo dopo. Bene, dopo aver fatto un giro qui sull'ecomuseo, diciamo, vedete appunto le trincee qui al lato. Adesso vado a fare pausa pranzo lì dove avete visto il bivacco, diciamo, scaldarmi un po' perché oggi con la scusa che non c'è il sole fa anche freddino e niente, adesso accompagnatomi appunto a mangiare il classico paninetto. Questo dove andrò a fare la pausa pranzo si chiama Ricovero Colonnello Bolzano, Brigata Alpini Val Brenta. Attendete che visuale appunto qui dal bivacco, mamma mia. Bellissimo qui l'effetto del sole che filtra attraverso le nubi. Dunque riapriamo. Oi oi oi. Devo farvi notare che c'è anche il libro di veta. Cima Succede, 2173 metri. Come vedete, come vi dicevo, il classico paninetto da montagna, burro d'arachidi e Nutella in questo caso. Devo dire che qui dentro non fa caldo, però è sempre meglio che star fuori al gelo dell'aria aperta. Adesso appunto farò questa piccola sosta, non so, 10 minuti, 15 minuti. Dopo ripartirò e riprenderò verso il ritorno. Bene, io salito
il ricovero qui. Con qualche patema. Da qui sembra un po' più chiaro di prima. Bellissimi. Mamma quanti. Bene, riprendiamo un po' il cammino. Non filmerò ancora molto perché appunto la maggior parte delle persone interessava arrivare alla vetta e giustamente poi magari vedere un po' la pausa pranzo in bivacco. Vediamo qui appunto tornando nel punto più alto se il panorama sarà cambiato e dopo vedremo il da farsi. Magnifico comunque. Niente, dai, qui alle 12:45 decido di salutarvi perché appunto adesso mi è venuta in mente un'altra cosa da fare. Spero che l'escursione Cima Socede 2173 metri vi sia piaciuta. Niente, qui appunto dal cuore del Lago Rai io vi saluto e vi rimando come sempre la settimana prossima. Se avrete proposte guardando il video, qualche idea, qualche sentiero alternativo come già spesso qualcuno fa nei commenti, apprezzerò volentieri e risponderò, insomma discuteremo insieme sul da farci.